nisimgħu mill-ġdid lil Padre Salvatore Perrella li kif aċċennalna anki dal-għodu sejjer jiena aktar niskopru il-ġraja ta' Tapinu frabta anki mal-mewt u xek ta' Omna Marija frabta ma' dawk it-tlet Ave Marijiet li aħna norbtuhom mhux hekk kif talbitna l-Madonna ġewwa dan is-santwarju bħala parti mid-devozzjoni tagħna. Allura a lei, Padre Salvatore, la parola sull'evento Tapinu e la morte della Madre di Gesù. Ecco, io ringrazio Don Samuel perché un professore vede nello studente di un certo livello, perché il dottorato è l'acme di un cammino faticoso. Non tutti arrivano al dottorato, grazie a Dio. Tutti sono chiamati, pochi gli eletti, ma per essere eletti devono buttare il sangue. Non esiste serietà senza la sofferenza. Diceva Tommaso d'Aquino, noi per sperimentare la bellezza e l'impegno di Dio dobbiamo camminare sulla via della fatica intellettuale mediante la cogitatio doloris, che è la cogitatio doloris, è la passione per Dio nella fatica del pensare, nella fatica del credere, nella fatica del vivere. Cogitatio doloris. Devo dire che il volume, lo studio di Don Samuele è molto serio, frutto di una meditazione, frutto di una conoscenza, frutto di una fatica di diversi anni. Io personalmente sono molto severo come docente, nel senso che il compito di un bravo professore è quello non di magnificare se stesso, ma è quello di far crescere nello studente le qualità che egli possiede, dandole al massimo. Ma questo costa fatica, dolore. Però passano presto. Come si dice degli anni della vita dell'uomo sono 70, 80 per i più robusti, ma sono tutti fatica, passano presto e noi ci dileguiamo. Che cosa rimarrà della tesi di dottorato di Don Samuel? Una testimonianza di uno spicchio di storia della Chiesa in un luogo sconosciuto, in una piccola isola, in una piccola nazione, Malta, in una piccola porzione del popolo di Dio. Tenete in mente questa data, giugno 1883. Secondo lo studio di Don Samuel, e io sono convinto che abbia ragione, questa data, giugno 1883, dovete considerarla come Chiesa di Gozo, come nazione maltese, al pari di un'altra data che ha rinnovato la Chiesa, o perlomeno ha dato tutte le direttive per un rinnovamento nella tradizione della Chiesa. 18 sono i temi fondamentali di questa tesi di laurea. Non le enumero, ma sappiate che il giugno 1883 è una data epifenomenica. Teneteli in mente questo. Va bene?
è una data epifenomenica, cioè che va al di là della data, che è significativa per la vostra testimonianza di pellegrini. Perché nel 1883, nel giugno, e qui voglio usare una frase impegnativa di un vescovo, uno dei vescovi più importanti e più intelligenti del XIX secolo, che diceva: le apparizioni mariane e ciò che è legato ad esse fanno parte, il vescovo si chiamava Bossuet, uno dei personaggi ecclesiastici più importanti dell'Ottocento. Le apparizioni mariane e le mariofanie, cioè ciò che seguono l'apparire di Maria, nelle forme della sua diversa presenza, della sua diversa manifestazione, epifania, sono un disegno della imprescrutabile politica del cielo. La politica non riguarda solo l'agire e la conduzione dell'agire nel tempo degli umani. Anche Dio ha una sua politica. E la politica di Dio, Padre, Figlio e Spirito, sta nel fare della cronaca una storia di salvezza. Ci siamo? Noi passiamo cristianamente da ciò che era il tempo, un tempo senza senso, senza significato, vuoto, colmo di paure e di riti, a un tempo in cui il giorno è benedetto, santificato e sanificato dalla pienezza del tempo, pleruma tu chrono. Ebbene, nel 1883 ci dice Don Samuel nel suo grande lavoro scientifico: non ho mai accettato da nessuno studente ipotesi aleatorie, ma ha dovuto fare un grande lavoro, Don Samuel, di studio, di documenti, di ricerca negli archivi, di meditazione teologica. E poi dicevo: fermati, deposita, riprendi. Ha avuto molto pazienza con me, Don Samuel, ma anch'io ho avuto la stessa pazienza con lui. Ma non perché è stato uno studente indisciplinato, è stato un ottimo studente. E una delle qualità è la pazienza, il sorriso, la testardaggine. Va bene? Una tesi buona si vede in questo, e nella tesi scientifica si produce la capacità della persona di fare testimonianza. E allora ecco che in questa tesi, molto buona dal punto di vista metodologico, io ho visto delle tesi in altre università molto più famose della mia, molto più grandi, ma sicuramente insufficienti dal punto di vista metodologico, e non solo metodologico. Don Samuel ha lavorato tanto. E allora ecco che questo mattone, lui si riferiva, no, prima, questo mattone, frutto di anni di studio e di ricerca, è la sua testimonianza non di fede, lui ha già fede, ma la sua testimonianza di amore e di servizio a Nostra Signora, la Madre di Gesù. Ma è anche un atto di servizio e di riconoscenza verso la Chiesa e l'isola che lo ha generato. Perché lui ha radici. Un uomo senza radici non ha né volto né storia, e né può rappresentare il volto e la storia degli altri. Non ne ha il diritto, oltre che la capacità.
Questo libro, questa tesi di laurea, parte da 3 presupposti. Questi presupposti però lui li ha poi posti, sono 2 cose diverse. Presupposti li ha posti come fondamento di un lavoro scientifico. La storia, ecco perciò 1883, ma questa storia si è realizzata per volontà di Dio, come dice il Bossuet, per imprescrutabile politica del cielo, in un luogo, in una cappella, in alcune persone, chissà perché, luoghi non belli, luoghi impervii, persone insignificanti per la gente, povere persone. Dio, mediante le povere persone, loda l'umiltà. Dio nelle povere persone ci dà il Vangelo della carità. Dio nelle povere persone ci dice che egli le grandi cose le fa nei semplici, non negli stupidi. E Carmody e Francisque non erano stupidi. Hanno mosso se stessi, non è vaneggiamento, hanno ricevuto un dono, non la presenza appariscente di Maria, ma hanno ricevuto un dono molto più complicato, molto più indiretto, dove lì ci vuole una fede teologale di alta levatura. Io posso vedere la Madre di Dio e mi è più facile, ma percepire nel cuore, nei rumori della mia esistenza e nell'esistenza degli altri, una voce calma, materna, tenera. Vieni, vieni. Beh, questo significa che queste 2 persone ci insegnano che cosa è la preghiera e l'ascolto teologale. In un tempo in cui è quasi impossibile ascoltarci gli uni gli altri, perché ciascuno ha da dire la sua ad alta voce, questi 2 percipienti di Gozo hanno saputo ascoltare la voce bassa, ma non querula, insignificante, della Madre di Dio. E nonostante le prime esitazioni, nonostante le prime paure, non dobbiamo dimenticare che il vedere, il percepire Dio è una realtà faticosa. Se noi andiamo alla Bibbia e vediamo le teofanie che ha ricevuto Mosè, il tumulto di sentimenti nella persona di Mosè, la voce autorevole e in alcuni versi autoritaria di Dio. Mosè, copriti il capo, prostrati in terra. È il Signore che Mosè fu preso da terrore. E nelle apparizioni mariane il terrore, la paura non sono il timor di Dio. Il timor di Dio è frutto della fede. Il timor di Dio è quel timore riconoscente, rispettoso, igienico. Il Signore è presente. Io devo ascoltarlo. E lo devo ascoltare se ho le condizioni dell'ascolto. Ecco che cosa sono le cosiddette locuzioni interiori, che fanno parte di tutta questa situazione soprannaturale. Basta leggere ciò che ha scritto Karl Rahner nel 1956 sulle apparizioni, basta leggere e rileggere il testo
che il cardinal Ratzinger fece nel 2000 a proposito del terzo segreto di Fatima. Ebbene, questo libro ci presenta una storia credibile. Don Samuel parlava del ruolo dei vescovi di Gozo. I vescovi di Gozo non hanno mai autenticato le mariofanie gozitane, ma le hanno sempre tutelate, le hanno sempre promosse. Basta vedere ciò che a pagina 70 Don Samuel scrive, trascrivendo un brano di una testimonianza di un vescovo che io ho avuto modo di conoscere agli inizi qui, Monsignor Gauci, il piccoletto, simpatico. Mi piaceva quell'uomo. Ebbene, cosa dice Monsignor Gauci? Beh, io non sono maltese, quindi permettetemi di sbagliare allegramente. Oh. Cosa diceva Monsignor Gauci? Va bene? Ecco. Diceva questo circa il messaggio di questo evento. Vedete, la storia non è solo fatto di cronaca. La storia è fatto di cronache, di persone, di fatti, di significati. E quindi c'è un messaggio che viene veicolato. E il vescovo, che è stato qui tanto tempo vescovo, che io ho avuto l'onore di conoscere, ho avuto sempre una bella impressione di questo vescovo, dice così: qual è il messaggio della Madonna Tapinu? Cioè dalla cronaca alla storia, al significato di questa storia. È un messaggio di penitenza. Chi è che oggi nella predicazione non solo omiletica parla di penitenza? Chi ha il coraggio di chiedere ai credenti la contrizione? Le nostre confessioni sono fatte poche e male, e il perdono di Dio è richiesto senza discussione. Quando noi dicevamo da bambini l'atto di dolore, mio Dio, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, propongo con la tua grazia di non cadere più e di sfuggire alle occasioni prossime di peccato. Signore, perdonami. Il vescovo parla di penitenza, una penitenza che diventa trait d'union con Cristo. Noi non possiamo andare a Cristo senza un cammino di conversione, ma anche senza aver promesso a Lui di tornare a Lui. Tornate a me con tutto il cuore, leggete i salmi della fede, perché il Signore ci aspetta sempre. E Maria, che è icona come diceva Stefano stamattina, della maternità del Padre, ricordiamoci che fra poco tempo avremo la gioia di poter lodare il Signore, perché un grande Papa di soli 33 giorni verrà beatificato a ottobre-novembre, il Papa Giovanni Paolo I, il Papa del sorriso, il primo che ha detto e ha suscitato polemiche inutili circa Dio e Padre, più ancora è Madre, perché in Dio non c'è sessualità, in Dio non c'è conflittualità dell'es, in Dio c'è una sola identità, ego eimi, io sono la pienezza dell'essere. Messaggio di penitenza in unione a Cristo, che ha portato il peso della croce. Noi dimentichiamo il peso della croce. Noi spesse volte usiamo la croce come amuleto
La croce non è un amuleto. La croce è costata molto a Cristo. Le piaghe. Io vorrei che si leggesse qualche volta le meditazioni che Padre Pio di Pietrelcina faceva sul crocifisso e sulle piaghe del crocifisso. Oggi direbbero è un frate isterico. Non lo era. Era un frate realista. La sofferenza costa. Nessuno ha amore più grande di colui che dà la vita. E Gesù ha dato la nostra vita in progressio, soffrendo attimo per attimo. Ecco la penitenza, la conversione, il ritorno. Ed è un messaggio, dice il vescovo Gauchi, va bene, per farvi contenti, Nicola all'italiana, va bene? Attenzione, è un messaggio di speranza. Vedete, una delle bellezze della fede cristiana è questo. Non c'è solo la notte, non c'è solo la selva oscura in cui l'uomo perde la propria via e la propria vita. Abbiamo celebrato Dante l'anno scorso. C'è anche la luce, la speranza. Maria è icona di speranza perché ha creduto, come dice l'Apostolo, spes contra spem, contro ogni speranza, persino ragionevole, nella risurrezione dalla morte. Che cos'è più terribile della morte? Nulla. Perché con la morte non possiamo più prendere decisioni. Con la morte tutto è irrevocabile. Non abbiamo più tempo a disposizione, nemmeno con la conversione. Quando un grande professore della Gregoriana, che io ho stimato sempre, il padre Candido Pozzo, qualcuno più anziano lo ha là, che ha scritto un libro interessante sulla escatologia, perché oggi c'è la crisi dell'escatologia. Oggi la gente non crede più nulla. Oggi la gente è talmente nichilista e arrogante. Dopo di me, il nulla. Non è così. Cristo non è morto invano. Se la morte è comune eredità degli uomini e che con la morte noi non sperimentiamo la morte, attenzione. La morte è un fatto unico, singolare, personale, aggiungo come dicevi oggi a tavola, ieri sera forse, individuale, irrevocabile. Non possiamo più tornare indietro. E allora l'unica possibilità, non che abbiamo noi, l'unica possibilità che abbiamo è tirare l'abito, come l'emorroissa, no? Non posso andare direttamente, ma Signore, basta che io tocchi il tuo mantello. Perché? Chi ci dice che nella morte ci può essere un'ultima possibilità di chiedere parcere subiectis? Non lo sappiamo, ma crediamo in Cristo, sulla croce. Vedete, accogliere Cristo significa accogliere tutto di Cristo, non le parcelle di Cristo. Non dimenticate che fa parte del credo l'articolo di fede, discese agli inferi. Che cosa significa discendere agli inferi? È l'umiltà più grande. Cristo imparò l'obbedienza dalla sofferenza. E cosa è stato per il Cristo morto, per i nostri peccati? Discendere nell'Ade, negli inferi, la più grande umiliazione. Ma lui l'ha accettata perché ha attirato a sé innumeri figli. Tutta la tradizione greco-bizantina esalta questo articolo della fede cristiana che i cristiani occidentali hanno buttato nel dimenticatoio. Dice ancora il vescovo:
per partecipare nella gloria di Cristo risorto e della sua madre assunta. Ecco, qui devo dire una cosa che va tra la dogmatica e la teologia pastorale. Nel credo noi non abbiamo l'articolo referentesi al dogma dell'assunta, perché il credo niceno-costantinopolitano è un credo fissato dal concilio e addirittura ha proibito tramite scomunica l'aggiunta di qualsiasi altro articolo. Paolo VI, questo grande pontefice non compreso pienamente, ha voluto in un tempo difficile come il nostro, ma non così come il nostro, scrivere una professio fidei, il credo del popolo di Dio, in cui ha avuto il coraggio di inserire nel dogma cristiano due verità subalterne, o diremmo linguisticamente precise, due verità seconde riguardanti la Vergine Maria. Se nel credo niceno-costantinopolitano è prescritta ed è affermata la verginità feconda di Maria, nel credo di Paolo VI è affermato il dogma della concezione immacolata di Maria ed è riaffermata la assunzione al cielo in anima e corpo della madre e serva del Signore. Chi è che appare nelle apparizioni? Chi è che ascoltiamo? Chi ha ascoltato Carmi e Franzischet in quella locuzione interiore? Ha ascoltato, hanno percepito la voce di una defunta. Sì, la voce di una defunta glorificata. Quando si trattò negli anni 40 del secolo scorso di studiare la definibilità del dogma dell'Assunzione, due correnti forti si sono affrontate in un prodigioso duello, per dirla con il cantico pasquale. La cosiddetta voce degli immortalisti: Maria non poteva morire perché è stata graziata, è stata privilegiata con il dono della concezione immacolata. La fede cristiana, la fede biblica ci dice che la morte è una realtà naturale. Ce lo dice la Bibbia, in diversi passi. Nella stessa Bibbia però si dice, perché si cerca di rispondere a una domanda: perché la morte? La Bibbia è più logica di quello che noi pensiamo, e allora la Bibbia risponde: a causa del peccato venne la morte. E tutte le conseguenze della mortalità, tra cui l'ignoranza, tra cui la debolezza dell'essere, tra cui l'inconsistenza dell'essere, tra cui l'eterno bisogno di altri. Ecco, perciò questa antropologia fasulla di oggi, in cui l'uomo è il centro e l'ombelico del mondo, cade miseramente, perché noi abbiamo visto in poco tempo come noi non siamo degli dei. Qual è stata l'utilità del Covid-19? Però è tragico pensare il Covid. In Italia, guardate, abbiamo passato il 2020-21 in un modo da incubo. Io ricordo ancora quelle casse da morto sui camion dei soldati, decine e decine e decine di persone che andavano al cimitero senza aver potuto salutare i propri cari, senza aver potuto ricevere una benedizione, senza aver visto
perlomeno l'ultima volta, il volto amico di un padre, di una madre, di una sorella, di un amico. No, nella totale solitudine. Ecco il grido di Cristo, lama, sabachthani, perché mi hai abbandonato? E noi pensavamo di aver imparato qualcosa con il Covid-19. No, come dicevo stamattina, siamo diventati più atei, siamo diventati più cattivi, siamo diventati più egoisti, siamo diventati, cioè, più stupidi. Io ricordo e dico a voi, non dimenticatevi quella sera tragica di Papa Francesco solo nella piazza San Pietro. Un'icona terribile. Nessun'altra icona è stata più terribile di quella. Il Papa solo, davanti al crocifisso, poi davanti a Cristo Eucaristia, davanti al volto addolorato della Madre di Dio. In quella scena di freddo, di ghiaccio, di lacrime, Dio c'era. Ecco la fede che manca. Dio c'è nel dolore, perché Egli ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì. E la Vergine che si è fatta sentire a Tapinu ha un messaggio sulla morte. Oggi noi la morte la vogliamo edulcorare. Addirittura si prefanno le case per i morti. I morti vengono truccati, l'ho visto io negli Stati Uniti. Più belli, più eleganti. Ma è carne in putrefazione. Maria ha anticipato l'igiene escatologica della fede cristiana. Il memento mori, che veniva solennizzato nei giorni della incoronazione dei papi e degli imperatori, oggi ci viene rammentata dalla Vergine addolorata. Tapinu è un richiamo costante, memento mori, ma con la morte non tutto è finita. Credi! Ecco allora che l'episodio di Lazzaro, della sorella e delle sorelle di Lazzaro e di Gesù che piange, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma io ora credo. Ecco, dove sono queste parole oggi? Quale è la predicazione su questo ultimo capitolo dell'esistenza umana? È l'ultimo capitolo che ci atterrisce, perché noi, come dice giustamente il cardinale Ruini in un suo libro L'Aldilà, che vi invito a leggere, dice il cardinale: noi non sperimentiamo la nostra morte, nessuno di noi è venuto dall'aldilà a dichiararci che cos'è la morte. Noi sperimentiamo sempre e solo la morte degli altri e possiamo raccontare la morte degli altri, avendo più sentimenti di gioia, se è un nemico, di dolore, se è un amico, di tristezza, se è una brava persona che ci lascia. Sperimentiamo sempre e solo la morte degli altri. Un altro passo avanti, perché non si comprende Tapinu in queste riflessioni che vi sto proponendo. Il grande teologo Karl Rahner ha scritto un piccolo libretto che io leggo nei momenti di stanchezza, nei momenti in cui anche la mia fede a volte non vacilla, ma si affievolisce per la stanchezza del brutto e del cattivo di oggi. Il morire cristiano, che vi invito a leggere. Come si muore cristianamente? Non si improvvisa la morte cristiana. Il morire cristiano è frutto di un'ascesi nel tempo, è frutto di un cammino con il Cristo sofferente, con il Cristo morto, con il Cristo risorto.
che mi spinge ad andare al di là del fosso della morte. Tapinu ha questa attualità grande, ricordarci la serietà e la verità del credo. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Signore. Ecco l'attualità di Tapinu. C'è un'altra attualità che Tapinu richiama: il cammino dei diversi. Maria si fa sentire da due persone. Due persone si conoscevano, due persone diverse, e le chiama a quella unità nella diversità, perché si ricorda Maria della fondamentalità della parola di Gesù. Gesù è venuto per radunare in unità i dispersi figli di Dio. Il tema dei dispersi è attualissimo, perché se i vescovi, se noi sacerdoti, se noi laici credenti pensiamo alla desolazione dei dispersi, noi non possiamo non pregare perché si convertano e vivano di fede. Chi è che prega per questa intenzione? Quasi nessuno. Tapinu ha un'altra dimensione, è la communio fidelium. Vedete, venire qui in questo santuario non significa vedere un altare, è anche questo, ma significa incontrare una persona, e questa persona ci chiama. Le locuzioni ai due percipienti sono locuzioni, sono parole, sono suggerimenti che la Madre della Chiesa dà a ciascuno di noi. Vieni! E lo dice 2 volte, non 3, perché il 3 è il numero di Dio. 2 volte. Non dimenticate questo. C'è forse un simbolismo che non è fittizio, solo Dio ha parole decisive. 3. Maria 2, perché ella non è Dio. Ella è la creatura più perfetta da Dio e più amata da Dio, ma rimane sempre creatura. Ecco il discorso che tu facevi di una pietà popolare che deifica Maria. Guai a quella pietà popolare che deifica una creatura. Maria viene deificata come noi saremo deificati dal Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. La deificazione è actio propria della Santa Trinità. Va bene? Tapinu ha un messaggio di grande attualità: la pace. Che cos'è la pace? Cristo dice: io non vi do la pace degli uomini, la mia pace è diversa, perché è un incontrarsi l'un l'altro, è un ascoltarsi l'un l'altro ed è un volersi bene l'un l'altro. La carità è benigna, è paziente. Cioè il discorso che Paolo fa sulla carità è una catechesi che Maria ripete. Maria non urla, Maria sussurra, è diverso. È proprio delle persone sapienti sussurrare all'orecchio, senza urlare all'orecchio, le cose belle di Dio. Un santuario mariano, questo lo dirà padre Roberto, perciò ha un'esigenza, l'esigenza della bellezza. Quando io vedo il bello, sono attratto dal bello, perché il bello mi riconcilia non solo la vista, attenzione, la vista, non dimenticate il capitolo 3 della Genesi. Ciò che è gradevole alla vista e che si appalesa nel palato può essere mistificazione e principio del peccato. Eva
Adamo videro il frutto e quel frutto era veleno. Di quell'albero, se voi ne mangiate, morirete, perché ci fa dimenticare la parola di Dio. Capito? Io ho visto in questo bel santuario tanti mosaici, tante pitture bellissime. Stasera con padre Gerardo contemplavo una scena che non avevo visto prima perché non c'era, lì dove sono sepolti i due percipienti e dove c'è la foto di quel bravo sacerdote, no? Mi hai fatto vedere quella scena. Bisogna dare attenzione a queste immagini. Queste immagini non solo nascono dall'arte di un facitore, queste immagini esprimono la fede di chi fa queste immagini. Anche l'artista più ateo, inconsapevolmente, si spera dopo consapevolmente, diventa collaboratore del Dio creatore, del Dio che fa bellezza e che detesta la bruttezza. Consigliavo ieri a padre Roberto la lettura di due piccoli libri, di Umberto Eco, questo grande esteta del secolo scorso, il famoso scrittore del Nome della Rosa, che poi hanno fatto film, eccetera, eccetera. Lui ha dedicato questi due scritti alla brutalità della bruttezza, alla salvificità della bellezza. E devo dire che quando ho chiesto a Don Samuel di fare quel capitolo e lui resisteva, dissi no, no e no. Dovrai fare quel capitolo, perché Tapinu non è solo una storia. Tapinu ha anche una dimensione profetica ed estetica. Se voi guardate bene il vostro santuario, è una gemma. Io ho chiesto a padre Gerardo di fare qualcosa di scrittura. Non so, perché io non so disegnare come te. Tu sei un artista, te l'ho detto, no? Ecco, dovete rendere come rese nel tempo la Biblia pauperum, in modo che chi viene a Tapinu non rimane solo con la bocca, tuc, 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 no? Come i cinesi, i giapponesi, fotografano tutti, anche i bagni. No, ma deve... Sì, là sopra, ha voglia di pietre vive ci sono. Quindi concludo. Voi avete un tesoro. A Napoli diciamo questa espressione. C'hanno degli ottimi biscotti, ma non li sanno mangiare. Voi avete un ottimo santuario, ma non lo sapete fruttificare. Molti tentativi sono stati fatti. Io veramente in questi anni ho visto tanto di progresso e ringrazio il vescovo, spero che stia meglio e bene, ma stia lontano ancora, va bene? Perché ha dato un annuncio che non deve passare sotto silenzio. Quello che io ho chiesto stamattina sui santuari è che tu non puoi rimanere solo, non devi essere solo, ma devi avere un team che ti aiuti, ascoltarli sicuramente, collaborare, decidere, eseguire. Va bene? C'è tanto da fare in questo santuario. Tu hai riportato il santuario a una bella bellezza. Bella bellezza non è una tautologia, ma devi costruire qualcosa di potente. Le 3 C che io ho insegnato a voi studenti del Marianum. Carità. Qual è la seconda? Culto. E la terza? Cultura. Se voi leggete la lettera sui santuari, e leggete bene la tesi di Don Samuel, questi grandi valori di questa bella cittadella mariana, è sbagliato dire cittadella mariana. È sbagliato dire anche
per extensio Domus Mariae. È sempre la Domus Dei che deve prevalere. Comunque, questa cittadina in cui Maria è non la proprietaria né la padrona di casa, ma è la portiera. Mi è piaciuta molto quell'immagine di padre Stefano che faceva vedere Maria nei pressi di una porta. Concludo con una bella espressione di Papa Francesco, e circa le 3 Ave Marie non dico nient'altro, lo troverete scritto, però il Papa non è stato ben informato sulla tradizione vera, autentica delle 3 Ave Marie, che non sono per declinare la sua maternità spirituale, lo è pure, ma sono per ricordare che lei è morta, sono per ricordare che nella morte c'è la speranza della vita, sono per ricordare una simmetria cristologica. Cristo è morto, Cristo è disceso agli inferi il 3° giorno, Cristo è asceso dopo il periodo, cioè è un discorso interamente tra il Natale e la Pasqua, tra la Pasqua e il Natale, tra il morire e il risorgere. Ecco la preziosità di questo santuario, ecco la preziosità di questo messaggio di Tapinu. Perciò ho chiesto a lui, a Don Samuel e al rettore e anche al padre Roberto di questa tesi mattone, che io lodo perché so che cos'è e come è venuta, si facessero 3 libretti. Uno semplificato sulla storia di questo santuario, perché la storia di questo santuario viene dalla mente di Dio, imprescrutabile disegno del cielo, Bossuet. Secondo, il significato di questa pietà mariana tipica dei maltesi e gozitani. Perché l'icona dell'Assunta è così presente? Ieri sera, venendo e andando nella cappella, che avete ripreso in modo meraviglioso, anche non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista teologico, togliendo le pezze, va bene? Sotto l'altare c'è una bella altorilievo della Dormitio Virginis. È bello pensare che Maria non è al di sopra di noi, Maria non è la antipatica della prima classe, ma Maria è una di noi, se non come noi, e quindi ci richiama alla morte serena in Cristo. Raner, morire, commorire in Cristo. Prima si diceva come si chiamano questi manifesti dei morti? Espirato nel Signore. Non si dice più, ed è una grande verità. È morto serenamente nel Signore. Perché se io, fede, affronto la morte nella serena fortezza che io vedrò il mio Salvatore. Tutto questo è la preziosità di questo messaggio di Tapinu che Don Samuel ha ben presentato. L'ultima parte, l'ultimo capitolo sulla via della bellezza, che è poi la via della riconciliazione e della via della verità, via veritatis, perché la bellezza non solo salverà il mondo, ma la bellezza ci ridarà il gusto del bello, ed è Cristo, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra il Vangelo è diffusa la grazia. Auguri a te e auguri a voi, al rettore che è stato confortato stasera dal vescovo con una promessa. Va bene, speriamo che sia una buona compagnia. Bene, grazie.